Sindaco Milan, lei è arrabbiato, questa mattina è il sopralluogo alla caserma San Siro appunto per verificare la possibilità di realizzare lì un hub. Cosa dire, cosa rispondere? Rispondo che sono fermamente e veramente molto arrabbiato col governo perché deve cambiare strategia di politica internazionale, assolutamente deve interrompere l'arrivo di queste persone africane nel nostro territorio. Sono arrabbiato con la regione che ci sta scaricando, anzi ci ha già scaricato, non ha mai preso in considerazione il problema così com'è e sa solo dire no, oppure suggerire ai sindaci dite di no, dite di no, dite di no. Ma abbiamo qui a casa già davanti ai portoni i profughi, oltre a dire no, che noi tutti i sindaci della provincia di Padova stiamo dicendo no, così non va bene, non possiamo avere nel nostro territorio migliaia di profughi, adesso ci risolvi la regione la questione, non che un assessore regionale venga a dire che proposte avete voi sindaci per risolvere la questione, ma chi siamo noi? Noi stiamo già con i coltelli in bocca e abbiamo perso la voce per dire no, non li vogliamo, ma siccome ce li abbiamo davanti il portone e sono centinaia, noi come sindaci della provincia di Padova stiamo dando un appello, venite ad aiutarci qui davanti ai cancelli delle nostre case a dire no. Perché? No, non stiamo calmi qua, perché qui nessuno ha risolto il problema e il problema ce l'ha il sindaco di Bagnoli, i cittadini di Bagnoli, con un campo di concentramento di centinaia, non sappiamo la previsione, per quanto tempo e in quanti saranno, e i disagi ce li dobbiamo assorbire noi, cittadini di Bagnoli, e qui facciamo che cosa? La guerra, con un asso albergatori che sicuramente è più forte dei cittadini di Bagnoli, qui non dobbiamo scaricarci il problema, dobbiamo affrontarlo, dopo aver detto no, come ci è suggerito la Regione, come sappiamo benissimo che è un no a questa distribuzione di profughi, risolviamo questo problema dei profughi. Ci sono centinaia davanti alle nostre porte. Come la risolviamo? La distribuzione diffusa, con qualsiasi criterio, anche quello numerico, 10, 15 per comune, può essere una soluzione nell'immediato, ma o dopo aver chiuso le prossime entrate.